Il mondo non è livellato allo stesso modo per tutti, non tutto il mondo è in bolla, per così dire. E perché? Perché le pavimentazioni che noi utilizziamo tutti i giorni non sono uguali per tutti e per questo bisogna mapparle, misurarle, controllarle per avere una mappatura di quello che in città funziona veramente, no, perché appunto la bolla non sia completamente fuori bolla sempre, per chiunque. Si chiama PEBA, che sta per Piano per l'abbattimento delle barriere architettoniche. Dal mese di maggio gruppi di cittadini girano gran parte della città quartiere per quartiere, faranno delle camminate per mappare le barriere architettoniche, i punti critici da evidenziare o magari da eliminare, in base a questo piano con l'aiuto di metri, di livelle, di cartine, di telefonini per geolocalizzare. Oggi stiamo facendo un pezzo di questo percorso insieme ai cittadini, le associazioni, le consulte di quartiere. Mappiamo il territorio insieme, anche un modo per prendere coscienza e consapevolezza di quelle che sono le barriere, ma è un'attività che ci consente di iniziare a mappare le tipologie di barriere architettoniche e quindi iniziare a comporre questo PEBA insieme alle persone. Quindi si controllano le diverse pavimentazioni, si misurano gli scalini e si prendono appunti. Qui siamo in centro, ma nei quartieri periferici la situazione è talvolta più complicata e bisogna essere abituati per vedere quello che di solito non si noterebbe. Questo è un esempio di un attraversamento pedonale perfetto dal punto di vista della disabilità motoria, perché è raso, non ci sono scalini, non ci sono problemi da quel punto di vista. Per una disabilità sensoriale non ci sono gli elementi per riconoscere che è un attraversamento, quindi manca una pavimentazione tattile, per esempio. Ovviamente non basta la mappatura e non bastano gli interventi dell'amministrazione pubblica, ma per esempio il non parcheggiare sul marciapiede in prossimità di un passaggio pedonale potrebbe aiutare. Qui c'è l'accertolato, quindi ovviamente è impossibile, questa è la parte corretta su cui andare, nessun problema, non c'è niente da mappare, ma poi si arriva qui e qui c'è poco da fare, qui non è una questione di mappare, ma è semplicemente una questione di educazione dei cittadini. Camminare, prendere nota, poi studiare gli interventi da fare, dopo avere campionato una gran parte di città. E a proposito, come vedete dietro di me con il carro attrezzi, non tutto resta sempre impunito.